Mego donasto voltiomnos ium vans ariums sainatei reitiai. I primi veneti che abita alla regione del Veneto, in tempi antichi, loro non parlava questa lingua che mi son drio parlare adesso, e loro anche non parlava latino ancora, ma sì una lingua che la si chiamava venetico. Venetico è una lingua indoeuropea che la era parlata in lo nord-est della penisola italica e che si fa sentire per tutta la costa nord del Mar Adriatico. La si sta parlando del 525 a.C. fino all'anno 50 a.C. Il venetico è documentato per 350 iscritti e i principali sta cata inter santuario della dea Rezia, la principale dea dei Veneti, in Baratella e inter santuario in Lagole di Calal Sorrento del Valle del Rio Piave. Le radici dell'alfabeto venetico la viene della lingua etrusca, però il venetico è roba differente perché si sta a parlare per un'altra gente con altro tipo di costruzione culturale, che anche si sa che lui gaccia dello greco la lettera O. E aveva il costume di separare le sillabe e buttare ponti in mezzo delle lettere, ma non aveva il costume di separare le parole. Era comune per lui scrivere della dritta per sinistra, ma scriveva anche della sinistra per la dritta. Però fino al dia in cui noi conosciamo solo che 50 parole in venetico come nerca, doto, vagsto, donon, aisum, vraterei, hostei, vivoi, mortuvoi, kve.